Non penso che si possa generalizzare, possono essere fatte accuse o non accuse in base alle responsabilità personali. Di questo noi, in base a questo principio, possiamo render conto chiaramente ai siciliani. Il luogo comune secondo cui la politica è compromesso, ci si debba per forza sporcare le mani, è un luogo comune destituito di fondamento. Ci sono politici come imprenditori, cittadini come professionisti, disoccupati come lavoratori che agiscono momento per momento secondo coscienza e rispettando i principi della legalità, altri che violano la legge. Certo, i politici, ed è giusto che sia così, devono stare sotto i riflettori e hanno un dovere in più, 100 doveri in più, di pulizia, di moralità, di buon esempio che devono dare ai loro figli, ai loro elettori, ai loro cittadini. E però la politica è indispensabile. La politica, se non la facciamo noi, ci sono altri che la fanno per conto nostro e sulla nostra pelle. E quindi bisogna impegnarsi politicamente, seguirla, essere intransigenti, ma dare anche una mano quando serve, perché nessuno da solo risolve i problemi dell'umanità. Tanto più quando questi problemi, come nella nostra terra, io ho 40 anni di politica alle spalle, ma questi 2 anni francamente sono i più faticosi e difficili nella mia lunga esperienza politica, quando i problemi sono difficili da risolvere, come in questa nostra meravigliosa terra, in cui vive gente meravigliosa come i siciliani, quale la Sicilia è.